Euroregione News. Boato protegge il mondo da Monfalcone. Scopriamo Boato International SPA da Monfalcone con i suoi impianti per l'isolamento delle coperture, una grande azienda gestita dal direttore generale Gino Pastorutti. Boato International nasce 70 anni fa dall'iniziativa di Giovanni Battista Boato, un'azienda familiare che negli anni si dedicò a diverse attività, dalla fabbricazione di macchinari per la produzione di membrane impermeabilizzanti bituminose, settore che noi oggi ancora coltiviamo, anche alle macchine per packaging che poi sono state divise negli anni 90. La proprietà della Boato International passa dalla famiglia Boato alla famiglia Vacchi negli anni 90, oggi ancora i nostri proprietari. Boato International oggi vanta la leadership nel mercato mondiale nella fabbricazione di macchinari con una progettazione, un design interno nella Boato sia per la parte meccanica che per la parte elettrica, elettronica, automazione e supervisione. I nostri impianti macchinari vengono collaudati in giro per il mondo da nostro personale, vengono messi in servizio e consegnati ai clienti, fatto anche il training degli stessi. Boato International ha solo questo sito produttivo e da qui il 95% di quello che si produce va in giro per il mondo. Allora, nonostante la situazione Covid, l'andamento dell'azienda quest'anno fa ben sperare, pensiamo di poter raggiungere i nostri ante crisi Covid, inteso come fatturato e marginalità. L'investimento è molto cospicuo nella parte innovazione, ricerca e sviluppo. Ci continuano a collocare davanti ai nostri concorrenti, cosa di cui veramente ne andiamo fieri. Speriamo che ci torni indietro quello che abbiamo investito. Personale per la maggior parte è personale della zona, quasi tutti sono della zona del Goriziano, Monfalcone, San Canzian di Jonzo, Turiaco e paesi vicini. Ci sono parecchi stagisti che vengono a fare le prove qui in azienda per un periodo determinato, alcuni dei quali poi nel tempo sono stati anche assunti e fanno parte oggi del nostro organico a tempo indeterminato. È molto normale per Boato che una persona che inizia con Boato poi vada in pensione con Boato, ed è una cosa che a noi piace perché l'azienda non è fatta di queste quattro pareti ma delle persone che la conformano. Senza loro Boato non esisterebbe. Lì c'è la cultura dell'azienda, lì c'è l'esperienza, ci sono tutti gli anni vissuti con difficoltà e meno che hanno portato Boato dove si colloca oggi. Attraverso collaborazioni con l'Università di Trieste abbiamo seguito e stiamo ancora seguendo percorsi per ricerca e sviluppo su alcuni progetti molto particolari, di cui chiaramente non darò spiegazioni dettagliate. Questo anche grazie a Confindustria Gorizia che ci ha dato queste indicazioni e con chi andare a interloquire. La sede è solo qui, fabbrichiamo tutto qui a Monfalcone. Il nostro prodotto, come dicevo prima, è un prodotto made in Italy, di cui ne andiamo anche fieri. La parte automazione e supervisione, quindi tutto quello che compete alla parte elettrica e elettronica, è fatto in casa. I softwareisti sono dipendenti della Boato. Abbiamo anche dell'indotto, sicuramente per quando il carico di lavoro sale al di là delle nostre capacità, piuttosto che rinunciare a una commessa facciamo indotto, però delle parti che non contengono la tecnologia cuore del prodotto, della macchina. La stessa cosa per quanto riguarda la parte elettrica, ci sono delle aziende a supporto della Boato, dell'ufficio elettricisti, automazione, che lavorano per noi, che collaborano con noi, con le quali abbiamo accordo di non divulgazione, eccetera, eccetera, perché è necessario per poter andare avanti, ma il cuore è nostro, quindi a loro si dà la manodopera e noi facciamo le cose, quelle importanti. Lavoriamo anche con il mercato cinese, che è un mercato molto difficile perché il cinese non appena può copia, però lì lo facciamo solo con una condizione, che tutta la parte automazione sia protetta da crittografia ad alto livello, quindi nemmeno il fabbricante dei PLC è in grado di decrittografare questa documentazione e informazione, tant'è che qualche cliente cinese ha alzato i toni dicendo voi dovete darmi il software aperto
e noi gli abbiamo detto che lui ha diritto d'uso a vita di questo software, ma che non lo apriremo, che se si compra una Ferrari la centralina della mappatura non gliele parleranno sicuramente, quindi loro possono usare la nostra macchina tutta la vita, assistenza tutta la vita, però il software rimane di proprietà Boato. Questo è contrattualizzato e così sarà, altrimenti cambieremo mercato. Da Monfalcone per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.